Se inserisci quel numero lì. Era una... Ah sì, c'era una freccia di mezzo, infatti sarà cambiata. Ok. Benvenuti, cominciamo la seconda parte della giornata di oggi con i temi dell'economia circolare. Io lascio la parola alla professoressa Saccone, che sarà la moderatrice, e credo che sia una bella giornata densa. Dopo c'è la giornata della mattinata, che è stata sicuramente molto interessante. Vediamo di continuare. Allora, questo, come avete visto, questo pomeriggio è dedicato all'economia circolare. Allora, qualche parola proprio sull'economia circolare. Allora, tanto come intendiamo per l'economia circolare? È un modo alternativo di utilizzo delle risorse rispetto all'economia lineare, che ha dominato gli ultimi 2 secoli e il cui percorso è estrai materie prime, produci e smaltisci. L'aumento globale di benessere che si è registrato grazie al progresso tecnologico, assieme all'aumento costante della popolazione mondiale, non solo sta generando un consumo sempre maggiore di risorse naturali non rinnovabili, con conseguenti danni ambientali, ma contemporaneamente sta ampliando il problema dei rifiuti derivanti dai consumi eccessivi e spesso non sostanziali. L'economia circolare si prefigge di produrre e consumare avendo come base principi di sostenibilità, il che implica riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti, che devono essere, per quanto possibile, più possibile duraturi ed efficienti, con minore consumo di risorse non rinnovabili e di conseguenza riduzione della produzione di rifiuti. Il passaggio da economia lineare a economia circolare è cruciale per disaccoppiare la crescita economica al consumo crescente di risorse naturali. Sarà necessario comunque un grande sforzo, non solo nel campo della ricerca in quello scientifico-tecnologico, ma anche nel campo socio-economico perché possa realizzarsi un futuro sostenibile. Ora, avremo 4 relatori oggi nel pomeriggio. La prima relatrice è la professoressa Renata Paolo Danieli, del Dipartimento di Economia, professore di economia aziendale, ho conosciuto per diversi anni di questo. È stata anche, diciamo, lo sono segnato per il piano di sbagliare, è stata anche assessore del Comune di Genova per le politiche sociali e per la Cassa. Allora, ti lascio la parola e grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie per l'invito a parlare di un tema particolarmente stimolante e particolarmente attuale, quello appunto dell'economia circolare, con particolare riferimento al ruolo delle città. La Giuliana ha introdotto perfettamente, no? Che il problema, il tema è quello di un nuovo paradigma economico, però appunto quello di cui cercherò di parlare io è proprio del risvolto economico legato alla circolarità. Si dicono tante cose in termini di economia circolare. Qui ho portato un po' di buzzword che girano, no? Generare, circolare, riciclo, consumo, città, territorio, risorse, produzione. Ci sono tante questioni, però la questione chiave è quella che ha detto noi abbiamo vissuto per tantissimi anni una visione di economia lineare. Da quanto tempo? Non so, ci sono diverse idee, 200 anni. Certo, un impulso, un tema fondamentale è quello della produzione di risorse che non sono riconvertibili, no? Quindi poi che si occupa di chimica non sa parlerà di me. Però il problema dell'economia circolare, vengo da parte di mia famiglia contadina, quella è un'economia circolare, però il problema è la creazione di benessere, che quell'economia
circolare in cui si partiva da zero, si produceva e si tornava quasi sostanzialmente a zero, quindi non c'era produzione, non c'era spreco, non c'era produzione di rifiuti, perché proprio il rifiuto massimo è stato con cibo, no? Proprio quello che proprio non era più da vedere, ma i beni strumentali si utilizzavano fino all'ultima completa e tutto il stato di non riparato. Però chiaramente il livello di benessere non è quello di oggi, noi non siamo tornati a quell'economia, no? Allora il tema qual è? Il tema che noi partiamo da un'idea che è propria dell'economia, cioè l'economia si occupa di che cosa? Di disporre dei bisogni umani che sono tendenzialmente infiniti con risorse finite. Questo è fondamentale. Ce lo siamo un po' dimenticato come cosa sempre, la finitezza delle risorse è il punto da cui dobbiamo partire. Oggi noi dobbiamo partire da lì con in modo, diciamo così, forse non tanto sereno, perché abbiamo sognato dal campanello dell'anno ci arrivati. Ci siamo svegliati con gli alluvioni, con la siccità, con le estati torride, quindi ci siamo resi conto che abbiamo sfruttato l'ambiente oltre ogni limite, ma dobbiamo ricordarci che c'è anche un problema di sostenibilità sociale, che negli ultimi 30 anni le disuguaglianze sia all'interno dei paesi che tra paesi sono aumentate enormemente. Quindi dobbiamo affrontare dei problemi ambientali e dei problemi sociali. Però insomma, il tema parte proprio dal regolamento ambientale, ma anche da un paradigma di produzione che fa, che cosa fa? Massimizza la produzione delle vendite in una situazione di prezzi che non riflettono una serie di esternalità negative. Cioè, se io diciamo, scarico sull'esterno della mia impresa il costo dello smaltimento dei rifiuti, il costo dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, io vendo un prodotto a 10, ma il suo prezzo non dovrebbe essere, il suo costo dovrebbe essere molto di più. Io posso vendere a 10 perché una serie di costi relativi all'impatto ambientale di quella produzione non li sostengo io, ma li scarico fuori. Quindi le esternalità negative, quindi esternalizzare una serie di effetti negativi di cui l'impresa non si addossa i costi, non è un comportamento criminale, è semplicemente un effetto di alcuni meccanismi di mercato fa sì che ci sia un effetto falsato, diciamo così, per quanto riguarda i prezzi del mercato, no? Il prezzo di mercato del gas, di cui tutti parlano, per esempio, anche un esempio che ci fa capire come il prezzo si forma in realtà in un contesto abbastanza vivo, che oggi lo vediamo nell'alto, nel senso che basta più sviluppo di un gasotto che il prezzo sale, ma analogamente potrebbe essere un prezzo molto basso nel momento in cui tutto funzionasse bene, senza che ci sia la capacità di guardare cosa può succedere da 30 anni. No? Quindi c'è un sistema in cui abbiamo sfruttato perché i prezzi ce lo consentivano, cioè ci consentivano di comprare e acquistare beni, servizi, carburanti, così che appunto con combustibili fossili, a dei prezzi che abbiamo sopportato bene senza porci il problema dell'esaurimento di queste risorse e abbiamo creato anche un modello di consumo che è basato tanto sulla profitabilità, no? Quindi quando una studente mi diceva, professoressa, secondo lei posso fare un business plan sul car sharing? Perché mi sembra che sia il domani. I giovani non si sta molto inseriti in un'idea di beni soprattutto diciamo strumentali che non sono di proprietà ma possono essere goduti con modelli diversi e molto più efficienti. Abbiamo portato avanti una serie di modelli di usa e getta, no? Cioè il fazzoletto di carta in avanti, no? Quindi tutto ciò che noi usiamo una volta sola e quindi abbiamo deciso di utilizzare dei beni molto molto compatti. No? Questo produce un problema fortissimo che riguarda ovviamente la produzione di rifiuti che è già stato citato, ma in generale questa forma di appunto economia lineare
in cui diventa sempre più corto questo ciclo di utilizzo delle risorse naturali, trasformazione di prodotti, consumo e distribuzione. Questo si è continuamente approcciato nel corso degli anni e ha portato ad una serie di problemi, no? Allora, perché l'economia lineare, no? Perché pensiamo che sia importante passare dall'economia lineare all'economia circolare? Il paradigma di economia circolare si focalizza soprattutto sulla parte iniziale e sulla parte finale. Vedevo che non è assolutamente sufficiente, no? Perché c'è stato, abbiamo la necessità certamente di ridurre il consumo delle risorse naturali e del fatturamento, però abbiamo anche la necessità di ridurre l'inquinamento e produzione di rifiuti, e poi per chi insomma sta diventando un posto veramente di peso, cioè di questo ce ne accorgiamo anche noi, quando parliamo alla tardi, ci sentiamo male, vedo che è sempre un costo sempre più elevato. Quindi il concetto di economia circolare spesso viene un po' travisato perché ci si concentra molto sulla fase finale di questo processo economico-produttivo. Ma invece bisogna ragionare su tutto il processo, nel senso che noi se ci focalizziamo sulla parte finale, se manteniamo inalterati tutto qua, cioè, prendo le risorse naturali che voglio e ho dei modelli economici che si basano su prezzi favorevoli, ignoro le esternalità negative, eccetera, eccetera, consumo, uso, eccetera. Poi alla fine non ce la faccio solo con un'attenzione sulla fase finale del ciclo, cioè sulla parte, diciamo, di fine vita dei beni, a sanare questo tipo di modello. Quindi si tratta di ripensare tutto il processo. E questo è quello che, per anticipare qualcosina, poi vedremo nella seconda parte, che alcune città stanno cercando di fare. Cioè alcune città, tra cui Genova, io sono impegnata su un progetto che si chiama City, e che è proprio la strategia 2050 dell'economia circolare della nostra città, le città stanno cercando di dotarsi di una strategia a 360 gradi di economia circolare che consente di perseguire contemporaneamente quella che noi economisti chiamiamo la cosiddetta triple bottom line, quindi creare valore economico, preservare l'ambiente e creare anche valore sociale, cioè equità sociale. Allora, com'è che possiamo pensare ad un'economia circolare ripensata su tutta la parte, su tutto il ciclo economico, no? Noi, avvolgendo la linearità, i punti sono, bisogna partire dal non dal rifiuto, dalla fine, dall'inizio, cioè è fondamentale il design di beni che siano concepiti per essere circolari. Quindi io ricordo tanti anni fa, quando ancora facevo il comico, per quello che diceva non capisco perché se una gommina del tergicristallo su rovina devo buttare via 2 tergicristalli. Quello è il tema, no? Cioè pensare a dei prodotti che siano nel design del prodotto, ma anche nella distribuzione del prodotto, no? Io lavoro per un'associazione che si cioè un volontariato, un'associazione che si chiama Ricibo. Allora, se noi nel supermercato queste cose sono abbastanza scomparse, se ci fate caso. La vaschetta con 4 mele, di cui una marcia che viene buttata, le altre 3, adesso al supermercato sono uguali, non trovate più, quasi più la confezione, ci sono le mele che producono autonomamente. No? Quindi si tratta di ripensare completamente il design del prodotto, cioè concepire un prodotto che sia un prodotto modulare, in cui quindi se ne rompe un pezzo non devo buttare via tutto, ma posso cambiare quel pezzo, ma pensare anche a ridisegnare la distribuzione dei beni, quindi per esempio modificare le confezioni, ripensare completamente il packaging, che è di nuovo una fonte enorme di impatto ambientale e di economia lineare, pensare a come trattare la plastica, questo ovviamente è un tema che è stato molto importante.
Poi ci sono delle azioni anche semplici che possono essere fatte. Per esempio, l'Università di Genova si sta dotando di erogatori di acqua perché l'idea è di eliminare delle difficoltà senza di acqua. E vedo che i nostri ragazzi che non avanti, diciamo così, sono già in questo riguardo. La macchina con la ragazza si diventa no? Quindi certe volte bisogna pensare a piena di produzione di distribuzione di modo integrato, quindi capire cosa succede dal momento in cui il prodotto nasce e poi lungo la fine vita. E vedremo di quelle città su questo potrebbero avere il ruolo, no? Quindi portare a tavolo, perché abbiamo fatto prima, portare a tavolo. E i produttori di cibo non ce ne sono tanti, ma soprattutto la grande distribuzione organizzata, la piccola distribuzione, le scolastiche, le aziendali di ristorante, eccetera, per ragionare sulla tutta la filiera in modo circolare. Bisogna sviluppare nuovi modelli di business. Ecco, allora, questo è un tema molto importante, perché negli anni si è creata l'idea che sostenibilità ambientale e l'economia siano alternativi. Cioè, se io verifico l'ambiente, ci riduco. Ma semplicemente no. In parte lo diciamo, se recuperiamo un prodotto questo piccolo biologico, costa il doppio di un prodotto questo piccolo biologico. Ma in realtà non è tutto vero. Bisogna trovare dei modelli di business in cui la sostenibilità ambientale e quella economica vanno insieme, questo è possibile. Naturalmente nelle fasi iniziali non è detto che questo avvenga in modo automatico, quindi il ruolo della politica economica sia nazionale che locale è un ruolo importantissimo che poi lo Stato e i comuni possono intervenire con la tassazione o la detassazione, con l'incentivo, con il divieto, con tutta una serie di strumenti che possono applicare. Naturalmente arriviamo poi anche alla fine. Allora, chiaramente alla fine di un prodotto, chiaramente la cosa ideale sarebbe fare in modo che questo fine vita arrivi più tardi possibile. Quindi aiutare, no, supportare tutte le attività, per esempio, di riparazione. Visto che oggi, cioè, io ho rotto qualcosina, non so cosa, per gli alunni, naturalmente non c'è neanche pensato a imparare, penso che 10 euro, 14 euro, 99. Dobbiamo però lavorare mediante appunto la tassazione di incentivo, eccetera, per rendere più conveniente far riparare che non sostituire, altrimenti è fondamentale. Poi allora diventa volontariato, diventa valore etico, ma non è valore economico. Noi vogliamo che invece sia un'economia circolare, cioè un sistema economico che produce, distribuisce, consuma prodotti e servizi in un'ottica circolare. Quindi bisogna lavorarci perché non è qualcosa, non è un risultato ottenibile in modo immediato. Questo è il paradigma economico di economia circolare più conosciuto, è quello proposto dalla Emerging Capital Foundation, una fondazione che si occupa proprio esplicitamente di economia circolare e che ha alcuni paradigmi chiave. Per commentare la figura, quelle slide sono disponibili, chi se lo vuole vedere. Noi abbiamo due diversi paradigmi, quello verde, che è quello delle risorse naturali, e quello azzurro, che è quello dei processi. Ecco. Questo paradigma dice che noi dobbiamo lavorare su entrambi questi elementi, cioè dobbiamo lavorare sulla circolarità delle risorse naturali e sulla circolarità dei processi produttivi, e quindi per esempio sul processo produttivo dobbiamo condividere i beni, dobbiamo lavorare sulla manutenzione e sul prolungamento, perché se bene, c'è una forte manutenzione dura di più. Sono stato in Giappone e mi hanno detto che lo Shinkansen, che è il treno della velocità, mi hanno dovuto dire così, che è arrivato una volta in ritardo di 3 minuti. Quindi un'onta, la prima base perché lo Shinkansen è un treno perfetto, perché è un treno perfetto perché c'è una manutenzione programmata e adesso con l'intelligenza artificiale possiamo fare anche una manutenzione predittiva
che è fondamentale per evitare che qualcosa si rompa, si guasti. Questo, quindi la manutenzione e il prolungamento della vita utile, il riutilizzo e la distribuzione di beni che a me non piacciono più, ma possono essere tutti da ridare, che sono tutti mercatiniere usate. Pensiamo alla rimanufacturing, cioè il fatto che ci sono dei beni che possono essere suddivisi in componenti, e questi componenti possono essere utilizzati per produrre altri beni, fino ad arrivare poi alla fase finale, quella appunto del riciclo, come avviene sulla carta, sulla plastica. Quindi c'è molto, no? Questa è l'idea di economia circolare, dove tutti questi processi devono essere messi in ottica di sostenibilità economica. E per fare questo ci vuole una visione fortemente integrata, cioè una visione in cui tutti gli stakeholder di questo processo devono svolgere il loro ruolo, no? Quindi partiamo dal governo che deve stabilire una struttura nazionale, promulgare norme e agire mediante la leva fiscale. Non ci siamo ancora, so che stiamo lavorando, però diciamo, dobbiamo arrivare a una cosa non lontana da quello che è stato fatto, che è la parte del efficientamento uffici. Quando il 110% che può essere su cui possiamo anche essere i sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile ora magari diventano da soli più convenienti, in cui il prezzo del gas sale molto, però inizialmente non erano convenienti, sono stati studiati dal pubblico per renderli convenienti. Gli enti locali che anche hanno un loro potere di azione direttamente sul territorio, ovvero anche gli enti locali. La regione può usare la normativa, i comuni possono usare le leggi fiscali, possono usare i incentivi e possono operare con delle partnership private, che è un altro modo per creare dei modelli di business dove il pubblico di fatto sopporta un costo pubblico e il privato, quindi è un pochino alleggerito di una serie di cose, può mettere in atto un modello di business sostenibile economicamente. Le imprese c'è un gran movimento di nuove imprese, nuove idee, start-up innovative, che sviluppano dalla nascita di nuovi modelli di business. Le tecnologie innovative aiutano tanto, penso alle piattaforme informatiche che possono mettere in contatto tra di loro operatori di diversi stati della filiera produttiva per integrare i processi di produzione circolare di alcuni prodotti e soprattutto il sistema dell'energia. Invece delle fonti rinnovabili che deve essere una parte fondamentale di capire se vogliamo vedere l'energia circolare. E anche su questo no, credo che sia questo. Però spenti. Allora, sostituirlo. C'è il ruolo dei consumatori, chiaramente Sarebbe. Se non lo cambiare. Cambiare. C'è il ruolo dei consumatori, tutti noi siamo cambiati a modificare il nostro comportamento di acquisto, di consumo, di utilizzo e naturalmente questo cambiamento all'inizio avviene quando i consumatori cercano la soddisfazione di un valore non economico e sono disponibili anche a pagare un prezzo più elevato, però gradualmente si andrà verso una situazione in cui i prezzi invece saranno dei prezzi adeguati, però all'inizio no. E poi un ruolo chiave ce l'hanno anche le organizzazioni no profit che possono sia avere un ruolo divulgativo come voi in questo momento, ma anche di azione sul territorio. Ecco, penso, caso perché conosco dell'associazione di cibo che opera a livello urbano, la quale non ricordo quante tonnellate di cibo che andrebbe nella pattumiera lo distribuisce all'associazione di volontariato che operano
per le persone in stato di bisogno. Quindi questo è ovviamente qualcosa in cui un'attività non lucrativa, però molto importante per il territorio. Tant'è vero che nei tentativi dimostriamo quant'è il minor impatto ambientale, il minor costo, anche il valore dei passi dei cibi distribuiti, e se l'ente pubblico ci dà solo per il 10% di questo lavoro, possiamo prosperare e lavorare bene. L'economia circolare ha un paradigma di riferimento, che è quello della cosiddetta backup economy, la ciambella. Questo è stato proposto per diciamo, inserire poi anche le attività di economia circolare in un concetto teorico. Cosa ci sta nella backup economy? Ci stanno, la ciambella ha due confini, no? Quelli, il confine esterno e il confine interno. Il confine esterno è visto come soffitto, il soffitto che non possiamo sondare perché è il soffitto delle risorse naturali. Se noi stiamo dentro questo soffitto, siamo nel rispetto, cioè usiamo le risorse in modo rispettoso dell'ambiente. Quando sfondiamo, invece, andiamo a usare le risorse naturali in modo non sostenibile. Quindi vedete gli effetti di questo sfondamento del soffitto sulla acidificazione degli oceani, l'inquinamento chimico, il consumo di suolo, la perdita di biodiversità, l'inquinamento dell'aria, il riscaldamento climatico, eccetera, eccetera. Quindi c'è il soffitto dell'ambiente, però c'è anche l'interno della ciambella, che è il pavimento sociale. Cosa vuol dire pavimento sociale? Vuol dire che noi abbiamo dei limiti anche sociali, perché se scendiamo sotto quel pavimento vuol dire che ci sono delle persone che vivono una condizione inadeguata di deprivazione economica, ma anche di deprivazione sociale, come potrebbe essere la mancanza di informazione, di salute, di cibo, di acqua pulita, di energia, di casa, di eguaglianza di genere. Quindi la donna economy ci vuole dire che l'economia buona sta lì dentro, non sfonda il soffitto dell'ambiente, non sfonda il pavimento sociale, e noi la nostra economia circolare la possiamo giustamente mettere dentro a questo modello. Come facciamo a fare economia circolare, cioè business circolare? Ci sono alcuni pilastri di riferimento che stanno emergendo, perché parliamo di qualcosa sostanzialmente molto nuovo. Intanto l'input deve essere circolare, quindi cercare di capire quando è possibile per l'attività di produzione di non sfruttare nuove risorse, ma utilizzare risorse citate. Siccome poi parleremo del ruolo delle città, penso a un tema importantissimo a livello urbano, che è il consumo di suolo nelle città. Ecco, questo è molto importante. Invece di edificare greenfield, cioè sul terreno vergine, abbattiamo e edifichiamo, ristrutturiamo. Il prodotto come servizio, questo è un altro paradigma fondamentale. Basta acquistare l'auto, facciamo car sharing, facciamo back sharing, mettiamo la lavatrice in cantina, come c'è in tanti condomini statunitensi. Perché dobbiamo avere una lavatrice per ogni casa? La usiamo tutti i giorni, no? Credo. La sharing è questo, riconoscere che noi possediamo molti beni che sottoutilizziamo. Non sarebbe necessario possedere uno, sarebbe meglio condividerlo. Questo stanno uscendo molti modelli di business interessanti da questo punto di vista. Ecco, le piattaforme di condivisione. Parlavo prima del ruolo che internet può avere nel mettere in contatto tra di loro, produttori, consumatori, mercati dell'usato, scambio di beni già utilizzati, scambio di competenze, e questo è un tema fondamentale. Ci sono parecchie esperienze interessanti, adesso un po' di nicchia, però sono esperienze su cui si testa la tenuta economica di un governo. Estensione della vita utile, come dicevo prima, progettare beni modulari.
facilitare la riparabilità, sia nel concepire un progetto. Se io faccio un prodotto e non produco pezzi di ricambio, no, chiaramente la riparabilità non è esclusa, no? Come si fa però ad dare verso questi modelli di business? Per esempio, qui dentro il pubblico può avere un chiaro, no? Già molti enti pubblici, come per esempio anche il Comune di Genova, si sono dotati di un piano di procurement green, quindi acquistiamo solo prodotti che non abbiano un certo impatto ambientale. Bene, allora proviamo a pensare a fare un procurement circolare. Tutte le macchine d'ufficio, le fotocopiatrici, computer, le arredi. Come comincia il pubblico, avviene una comune impresa in azienda. Quindi, se l'ente pubblico comincia a dire, va bene, io voglio acquistare solo beni che siano circolari, cioè progettati in modo modulare, di cui mi dice cosa succede a fine vita, di cui mi fai vedere che i componenti poi possono essere smontati, utilizzati per produrre altri beni. Questo è un ruolo importante del pubblico. E poi pensare appunto a tutto il tema dell'uso, rigenerazione, riciclo, e qui di nuovo c'è il ruolo del comune, l'azienda dei rifiuti. Cioè le città, tra l'altro, della gestione dei rifiuti hanno dei corsi pazzeschi, quindi possono ragionare su questi termini. Ecco, abbiamo detto città, la città circolare. Adesso la città è super lineare, consuma un sacco di energia che non produce. Per noi a Genova non produciamo energia. L'energia che produciamo, strane maggioranza dell'energia che consumiamo viene da altre luoghi. Non vedo che ci troviamo il problema di come si produce. Carbone, gas, rinnovabile, idroelettrica, nucleare. Molto viene dalla Francia, non importiamo le realtà. Quindi, consumiamo energia che non sappiamo come è stata prodotta, consumiamo cibo e abbiamo uno spreco enorme di cibo, circa un terzo del cibo che arriva in città viene buttato. Abbiamo poco verde urbano e abbiamo tanto consumo di suolo di acqua. La verde urbano è molto molto avanti, perché per la sua conformazione, oltre alle ville storiche, ha subito alle spalle dell'abitato, ci sono tutta la campagna, quindi siamo messi tanto male, no? Però in città si inquiniamo l'aria, inquiniamo l'acqua, produciamo tanti rifiuti, abbiamo un problema di mobilità, che è uno dei cruci, secondo me, non solo perché non ci si muove, perché si inquina tanto. Invece la città può essere un catalizzatore per l'economia circolare, perché ha una scala dimensionale anche che favorisce alcuni esperimenti di economia circolare, perché l'economia circolare non funziona solo con un certo livello di scala, perché non c'è l'economia di scala, cioè non si deve raggiungere un rapporto tra i costi che sia sostenibile. A livello nazionale possiamo fare certamente una strategia nazionale, ma poi deve essere messa a terra, quindi naturalmente deve poi essere declinato su un determinato territorio. Quindi le città hanno una scala adeguata, hanno anche un'adeguata fiscalità di persone, la presenza di altre imprese che possono essere motore dell'economia circolare. Sanno connettere stakeholder e anche fare una promozione di un certo tipo di cultura della collaborazione, perché ci sono già molti ecosistemi costituiti in città. Per Genova non è per dire, ma ci si conosce più o meno tutti, no? Quello delle imprese più importanti, le imprese innovative. E le città possono essere appunto, ad esempio, proprio nell'implementare la città come pubblica amministrazione, processi di fornitura o di erogazione di servizi circolari. Ecco, se noi pensiamo alle partecipate del Comune di Genova, l'ANE, l'ENET, la Mediterranea delle acque, IRE, se pensiamo alle scuole, agli asili, guardate quanta circolarità può mettere in campo un comune, molta, veramente tanta. Quindi incorporare processi circolari nelle infrastrutture urbane e nei servizi, in particolare i servizi pubblici. C'è anche l'idea che le città possano lavorare su delle strategie circolari partecipate, quello che a Genova cercheremo di fare, creare dei tavoli tra
nei vari settori produttivi per capire insieme come Genova può diventare circolare, quindi non una politica dall'alto ma una politica partecipata, grazie al fatto che le città determinano una serie di poteri. Non dimentichiamo che le città sono dei soggetti che hanno un potere fiscale, pensiamo per esempio al tema della tassazione dei rifiuti di cui parlavo prima, che può diventare una leva fondamentale per l'economia circolare. Le imprese possono regolamentare il commercio, quindi favorire determinati settori di attività rispetto ad altri, e questo credo che un bel piano regolatore circolare sarebbe molto molto interessante. Come si crea la città circolare? La città si crea superando una serie di gap che adesso ci sono abbastanza forti. Gap finanziari, perché comunque la città circolare richiede degli investimenti importanti. Cioè, per dirne una, anche se poi se noi dovessimo costituire tutti i bus e pensare anche a come prodotta l'energetica del favore del bus, ci vorrebbero degli investimenti importanti. Ecco, c'è una mancanza di fondi pubblici, ma bisogna ragionare un po' sui modelli un po' nuovi del settore financing, comunque al coinvolgimento anche del privato nell'investimento. C'è tante volte un gap di policy, la mancanza di un piano strategico, come è successo per esempio per la città digitale o per la città smart, dove la mancanza di una visione strategica che cosa fa? Ci sono tanti progetti, poi li mettiamo insieme, ma una somma di progetti non farà mai una strategia. Quindi credo che Genova, volendo sviluppare una strategia circolare, si sia messa sulla strada giusta. C'è un gap di capacità, qui parlo io come docente universitario, devo pensare a corsi di laurea, a corsi di formazione, anche a tutto quello che è il cosiddetto long life learning, quindi è la riqualificazione di chi opera in determinati settori, penso al settore dell'edilizia, penso al settore dei trasporti, penso a settori dove sarebbe importante, naturalmente anche qui il finanziamento è fondamentale, no? Le risorse finanziarie per riqualificare anche, cioè non aspettare che i nostri laureati, ma che anche riqualificare le professionisti che già operano. C'è un tema di consapevolezza, però se facciamo tante iniziative come queste, secondo me ce la possiamo fare. C'è un problema di norme che tante volte gli enti locali non sanno mettere a terra le norme. Questo dopo lo devo dire, quali sono le leggi nazionali che non si capisce se sono scritte a partire dalla prima parola all'ultima, dall'ultima alla prima. Invece dalle normative locali dovrebbero essere veramente, sarebbero molto molto importanti. Tante volte però si crea un po' di dissenso, no? Perché se io dico che il centro storico non ci può andare se non con l'auto elettrica, rischio il linciaggio. Ecco, questi sono quei settori dove la città può operare. Rifiuti numero uno. Chiaramente, siccome la città gestisce i rifiuti, ha questo obbligo, ci sono i sistemi della raccolta, possiamo pensare alla serie di sistemi, però per un campagna un paese piccolino dove è più facile, qui la raccolta porta a porta ci vuole 2 anni, quindi l'organico, la plastica, tu paghi un fisso che sta diventando più basso e paghi solo il ritiro dell'indifferenziato. Il ritiro di tutto quello che è riciclabile non paghi. Più metti fuori il bidone dell'indifferenziato più la bolletta aumenta. Questo è un modo per favorire certamente la parte del ciclo. Ecco, piattaforme di scambio di componenti mercatili dell'usato, qui bisogna fare un'opera di quartiere, poi chiuderò con una questione che riguarda Parigi che può diventare molto utile. Tema di mobilità, ecco, ci sono le soluzioni tecniche, dicevo prima le auto elettriche che ora diventano carissime, purtroppo le elettricità se non lo si è lanciato il gas, quindi diventa più costoso, che già è più costosa l'auto elettrica, molto costosa.
Però c'è anche, ci sono altri strumenti, invece di, cioè, se la montagna non va a aumento, no? Come dire, portiamo i servizi sul territorio, facciamo in modo, aumentiamo lo smart working, facciamo in modo che le persone si muovano meno. Dell'energia ho già detto, sviluppare molto lo smart metering, cioè la possibilità per ciascuno di noi di misurare quanta energia consuma, collegarla alla spesa, così, quanto spendo? Domani luci spente, consumo di suolo, coinvolgimento del cittadino e anche la protezione. Allora, a questo proposito, le città certo non sono tutte uguali, questo è un po' il motivo per cui ogni città deve fare il proprio piano strategico. Questo deve essere. Naturalmente un piano strategico significa imbocchiare una strada, mettiamo a terra alcune azioni, facciamo una strategia cioè trentennale per arrivare al 2050 e poi mettiamo a terra delle azioni di 3, 4, 5, 10, 20 anni. La politica energetica dura meno di 20 anni. Deve fare una politica energetica seria, no? Cioè, quando è decisionale, il gas, faccio il gas salito, torniamo a nucleare, ci vogliono 10 anni, non è che possiamo dire domani. Quindi ci vuole una grande capacità di visione politica che purtroppo il nostro paese non ce la fa, no? Perché ci sono un'alternanza, non è così di colore, è un'alternanza al governo fatta in un modo tale che si deve fare un piano centennale per l'energia, è quello di cui abbiamo bisogno assolutamente. Ecco, non tutte le città sono uguali. Allora, chiaramente noi possiamo avere delle città che sono, molte delle città europee sono città con un'economia sviluppata e con una legacy, no? Anche con una struttura complessa dal punto di vista urbanistico, e qui per certi versi è più difficile, mentre chiaramente nelle città con una economia emergente che sono in una fase pionieristica potrebbe sembrare anche più facile. Certo, nelle città con economia più sviluppata qualche risorsa in più c'è. Quindi si deve di fare anche delle strategie adeguate allo stato di maturità, di maturazione della città. E l'altra cosa importante da fare è coinvolgere gli stakeholder, deve fare una mappa degli stakeholder. E cosa vuol dire fare una mappa degli stakeholder? Non si fa, lo dicevamo prima, non si fa la città circolare senza il contributo di tutti. Ma chi sono i tutti? Ecco, questo è una schema che riguarda la creazione di una mappa degli stakeholder che è fatta nella città di Groningen, dove l'OCSE ha implementato un progetto di pianificazione circolare, di economia circolare. Quindi cosa si tratta di fare? Si tratta di mappare il centro che deve essere coinvolto. La prima mappatura deve riguardare il governo locale, ma come dicevo prima, anche tutto il nostro mondo delle società partecipate. Una mappatura anche dei poteri della città, cioè su che cosa la città può agire. Poi abbiamo un altro cerchio dove dobbiamo coinvolgere la cosiddetta società civile, corpi intermedi, le forme associative, dai sindacati alle università, i centri di ricerca e di sviluppo. Poi tutti gli operatori che sono, diciamo, per esempio, Western Energy, ecco, gli operatori del settore energetico, gli operatori di una grande distribuzione organizzata, e poi naturalmente il settore privato in tutti i vari settori che sono più importanti. A Genova certamente lì ci deve trovare forse da qualche parte il settore marittimo, che a Genova è una città che infatti ci sono dei progetti molto interessanti sull'elettrificazione delle banchine. No? Allora, come potrebbe essere la città circolare domani se siamo bravi e facciamo tutto quello che c'è da fare? Sistemi di trasporto, che sono un tema chiave, più puliti e più condivisi, quindi il car sharing, il bike sharing, sono tutte modalità di trasporto che dobbiamo supportare, anche defiscalizzando, anche con la leva fiscale, perché oggi il car sharing scusate, non è molto conveniente. Beni e prodotti condivisi, beni e prodotti noleggiati, recuperati a fine vita. Come si fa a fare questo? Secondo me bisogna lavorare molto a livello infraurbano, a livello di quartiere, quindi anche sistemi di produzione locale,
pensiamo agli orti urbani che si stanno sviluppando, quindi potrebbe avere la possibilità di sfruttare un po' tutta la parte agraria che ha le sue stalle per la produzione per alcune produzioni. Il farmer market, quindi la parte di distribuzione di beni commestibili, diciamo, di tipo biologico, di tipo circolare, la raccolta di differenza dei c'è tutta la parte dell'autoproduzione di energia. Ecco, anche lì l'ente pubblico deve cominciare pannelli fotovoltaici, mettiamo qualche pala eolica, non è così, non disturba poi così tanto il panorama. Tutta la parte della reverse logistic, favorire riparazione e riuso, come? Cominciamo ad aprire nei quartieri dei centri che siano visibili, cioè non è che se io devo buttare via 2 sedi, devo aspettare un mese che passi il van, perché diciamo la verità, non lo facciamo, oppure devo portare la roba, oppure devo... Cioè, dobbiamo creare degli strumenti più facili per le persone per quanto riguarda sia il rifiuto, ma anche la possibilità di dire, guarda, porto questo, lo metto qui, lo rimetto, e rifiuto, la vorrei chiudere con una idea. Un'idea che Parigi ci ha rubato, però. Allora, Parigi sta facendo una strategia che si chiama la città del quarto d'ora, la Ville du Quartier. Cosa vuol dire? Stanno riprogettando completamente i quartieri urbani per fare in modo che da casa di ciascun cittadino tutti i servizi più importanti siano raggiungibili a piedi di 15 minuti. La scuola che diventerà capitale del quartiere, quindi non solo luogo di formazione, ma anche luogo sociale, luogo culturale, la possibilità di avere una serie di strade pedonalizzate, ovviamente la sicurezza delle strade, tutto il commercio di prossimità. Stanno portando avanti questo grande progetto, poi, ma noi la abbiamo già la strada del quarto d'ora. Genova è una città che nasce da quartieri, dalla mettere insieme tanti quelli che erano quella che era la grande Genova, vanno valorizzati al massimo, anche dal punto di vista amministrativo. Io, per esempio, penso che i municipi oggi non riflettono la nostra identità. Io quando mi dicono dove sei? Abito a Sestri, cioè qui sono di Genova, prima dico Sestri, ma non dico mai sono del municipio di cos'è? È una sovrastruttura amministrativa su cui si dovrebbe realizzare qualche ripensamento, perché molte delle attività circolari devono essere a livello estremamente locale e quindi c'è tutto un disegno, una antena dell'amministrazione della città. Credo che questa sia l'ultima slide, la piccola funzione, e sono disponibile per le domande. Grazie. C'è una domanda? C'è una domanda. Sono ben chiari i vantaggi dell'economia circolare, ma mi chiedevo per il mondo del lavoro, nei tempi brevi, che riflessi ci sono? A mio parere più negativi che positivi. Sì. Allora, naturalmente se parliamo di mercato del lavoro ci saranno delle situazioni consegnative. Tanto nulla si fa nel breve termine. Quando ne parliamo di questo tipo di cambiamenti, sono stati cambiamenti che richiedono minimo 5 anni, 5, se non 10 o 20, no, quindi per le cose minime. Io vedo tante opportunità, c'è tutto un artigianato, c'è tutta una manifattura, ci sono tutta una serie in realtà c'è tutta una serie di opportunità. Certo, bisogna guidare la transizione, capire, analizzare. L'Ocse ha fatto molti studi dove dimostra che i posti di lavoro aumentano, sì, però aumentano se si fanno certe cose, non è che aumentano da su.
è qualcosa su cui noi universitari dobbiamo cominciare a ragionarci, perché dobbiamo dare quella possibilità ai giovani di essere poi capaci di affrontare i mestieri di domani, no? Questo è uno dei temi importanti, ma ci si lavora già. Ci sono, l'Ocse fa delle stime positive, io le guardo, però dico sì, sono positive, ma facendo una serie di investimenti e di attività. Allora, qui quante domande? Allora, qui noi siamo stati. Ma a me ha colpito in particolare diciamo, ricordare che il comune di Genova è l'impresa con più dipendenti a Genova. In realtà, se teniamo conto di quanti sono i dipendenti dell'Università di Genova e di quanti sono quelli delle ASL, diciamo, abbiamo una possibilità di integrazione, di collaborazione enorme. E da questo punto di vista io mi ero un po' occupato dopo la seconda alluvione, quello del 2014, se non ricordo, che a quell'epoca nessuno del comune di Genova sapeva che Genova era piena di idrometri, e questo lo era già nel 2011. Ma non solo, perché la regione, il comune e anche i vigili del fuoco nel 2014 non sapevano che diciamo era pieno, per cui si fidavano del volontario che avrebbe dovuto essere non lì ma 15 metri più in alto, perché aveva la possibilità, come chiunque di noi, di vedere ogni mezz'ora in rete quanto è il livello del disagio. Questo per dare un'idea di quanto è necessario la collaborazione tra le istituzioni. Potrei rispondere al volo? Magari... Qualcosa peggio sembra più non è l'unico che possiamo fronteggiare più di tanto, parlare delle grandi opere, del scolmatore, eccetera. Solo con il nostro comportamento, e non è questione di mezz'ora, se la data non riuscire a sui dati, il comune è tanto grande, quindi magari che ci sono i pluviometri lo sanno 4 quei 4 filati. Adesso c'è un'attività. Non è diverso. No, ma stiamo arrivando ora, in combinazione sto facendo una collaborazione, ad avere quello che adesso si chiama il cosiddetto datamento, cioè la database che raccoglie tutti i dati che si potranno elaborare, distribuire, eccetera. Se no, cioè io quando sono stato assessore, per avere alle politiche sociali dei dati che venivano dalle entrate, no? Quindi da un altro ufficio, c'è una domanda, diciamo. No, poi alla fine io rimango fino alla fine, possiamo fare. Potete poi parlare direttamente con la professoressa. Aspetta. La questione di comunicazione. In termini facili, uno perde genovese. Ero preoccupato per la prima slide che c'erano energie e non ho visto qualcosa che mi interessava, però ho battuto sul nucleare. Non credo che debba essere solo perché ci vogliono 15 anni, ma perché la catastrofe delle scorie che sono millenari. Quindi non è solo tutto da misurare in chiave di economia e di tempistica. Mica nozione, perché poi quella seconda invece c'era anche di solare, che sapevano la chiesa d'oro, che
lei ladora, ma anche quelli vengono smaltiti in qualche modo. Sì, sì, ma Quindi, però per le storie ci mettiamo e facciamo c'è un programma e la regione sta predisporendo un piano per svelocizzare e aiutare i cittadini. C'è il 110%. Fotovoltaico, 110%, fare le situazioni perché me li mette proprio a casa, la casa il punto è sostenibile e hai anche la possibilità di fare ma le informazioni perché uno possa accedere e faccio il 10% ne sono il 10% è un comune vado a dire ecco dov'è? Non lo so. Non lo so perché io non credo che sia. non mi sono Non sono queste attenzione al cittadino che ti dà l'informazione per dire se lo sa, se no io dico che non c'è. Allora, c'erano tante altre domande, sicuramente la relazione è interessato molto, però dobbiamo tagliare, nel senso che cominciamo dalla avanti. La professoressa Neri comunque si ferma, se qualche curiosità potete dire, potete parlare. Grazie ancora. Grazie ancora. Tappeto della giornata che ne intervita 3 voci, posso dire così. Allora abbiamo Giulia Marzoli, e abbiamo Paolo Senesi e abbiamo Maria Parodi, che tratteranno di cinema, che ci conservano una realtà regionale, quella del polo industriale di dov'è? No, quello è un po' allora, arrivo. Allora. Ok. Funziona il telecomando. Quindi parliamo del scarpino che in qualche modo è un esempio di come si può coniugare quello che stiamo parlando dell'economia circolare con le altre ambientali che il scarpino è stato per me fino al 2016 un grosso problema relativo al fatto che la gestione dello stesso dal punto di vista della gestione delle acque per quella prodotto era estremamente pericolosa dal punto di vista ambientale, nel senso che c'era una situazione nella quale il percolato che si produceva attraverso il passaggio dell'acqua piovana nella discarica in qualche modo finiva direttamente in mare. Cioè, prima attraverso un piano di depurazione quotidiano che però oggettivamente non si sperava particolarmente bene, così come perché in realtà entrava in una sostanzialmente era incoerente e poi in situazione di emergenza direttamente attraverso le ordinanze che sono fatte una volta dai vari studi architettonici. Adesso abbiamo una situazione diversa che da un punto di vista ambientale è estremamente interessante a risolvere una parte dei problemi, da un punto di vista dell'equilibrio economico invece presenta ancora più difficoltà ed è quella che in qualche modo ci ha fatto sviluppare tutta una serie di accorgimenti che rimettono appena tanto quello che chiama la lista di Scardino, molti lo sanno, stiamo parlando di è una discarica, la più grande discarica alimentare europea con un dislivello fra la parte più bassa e la parte sommitale di circa 350 metri. La coltivazione è iniziata a fine anni 60 dal comune. Il comune, attraverso i suoi operatori, gli spazzini sostanzialmente comunali, portavano direttamente in questa valletta naturale,
quindi in Tonsa, tutto quello che avrebbe dovuto fare intuire che c'era un problema a farlo, metteva direttamente i rifiuti temporanei inizialmente, poi come spesso succede dalla temporanea è diventata una via che si è protratta dal 79 ad oggi. Tecnicamente deporre i rifiuti in una discarica si chiama coltivazione della discarica. Nella prima fase, nei primi 20 anni di coltivazione, aveva abbastanza poco perché era un versare dall'alto verso il basso continuamente i rifiuti, provocando poi tanto delle piccole frane di rifiuti che dovevano poi essere sagomate per permettere di coltivare l'attività. Quindi non aveva nulla di previsto tutte le attuali normative sulla gestione e realizzazione. Nel 1986 Amiu, creato dal Comune di Genova, prima era una divisione del Comune di Genova, è una società, e ha mentre ha i depuratori e gli invasi, niente, eccetera, ad Amiu hanno rivelato questa cosa qua, che non è un bellissimo, secondo me. È un grandissimo problema di cui probabilmente all'epoca non c'era. Ovviamente no, non è stato fatto coscientemente, è stato fatto però con delle conseguenze che sono durate fino ad oggi. Allora, la discarica ha avuto alcune fasi di coltivazione. Sulla destra vedete bene la parte alta, sostanzialmente è la discarica di Scarpino 1, che è stata coltivata fino al metà anni 90, grosso modo, senza nessuna separazione di fondo. Quindi tra il rifiuto e lo strato naturale, il terreno naturale, non esisteva nessuna separazione. Ora la norma prima del 36 e del 721 prevede una serie di barriere di fondo che evitano che ciò che esce dal rifiuto possa contaminare le falde, possa contaminare il terreno. All'epoca non esisteva una norma di questo tipo. E quindi tutta quella parte di discarica, che è molto grande, è stata coltivata sostanzialmente in modo da mettere le premesse per un futuro danno ambientale permanente a tutta la zona e nel sottostato. Perché da lì purtroppo partiva un fiume, il Casinello. Nella vallata si formava il Casinello, le sorgenti che uscivano dalla montagna, usciva questo fiume che tendenzialmente nel progetto iniziale si pensò di riprendere ai piedi della discarica coltivata, quindi attraverso un recupero delle acque piovane superficiali si vuole ipotizzare di creare un fiume che partiva a valle del vertice. Poi però i problemi di spazio e di necessità di rifiuti di Genova aumentarono e quindi si decide di fare Scarpino 2. Scarpino 2 è una nuova discarica posizionata sopra, in parte sopra la piede di Scarpino, lo vedete qua, sovrapposto in parte alta, e in parte a completare la valletta sostanzialmente rispetto all'altro. In questo caso, però, come vedete, Scarpino 2 ebbe un barrieramento di fondo in base alle normative dell'Europa, che non sono quelle di oggi, sono molto più leggere, quindi diciamo che è un barrieramento che all'epoca era totalmente a norma, col passare degli anni probabilmente poi c'è questa è la situazione di oggi. Allora, dopo poi vi raccontiamo un po' come si è fatto questo tutto. Quando ho iniziato a occuparmi nel 2016 c'erano due grossi problemi. Uno era quello che vi ho accennato della difficoltà a gestire i quantitativi percolato anomalo. Non c'è nessuna discarica al mondo che deve trattare in anni per esempio 1000 metri cubi di acqua percolato da trattare in carico sia. Questo perché il percolato che si forma non è il percolato naturale che si forma dal rifiuto con la sua azione classica di degradazione della parte organica. È un percolato che si forma da sporcare le acque piovane che passano per l'azione di scarica. Quindi i numeri sono completamente diversi. Stiamo parlando di un accento. Okay? Quindi per questo motivo recentemente non ci siamo occupati
nell'ambito dei rapporti di collaborazione che abbiamo con il commissario delle politiche nazionali generali, da là che è venuto a visitare Scalvino, si è reso conto che siamo un'azienda pubblica che ha fatto qualcosa di particolare e ci ha chiesto aiuto nell'ambito della sua attività imprenditoriale. Siamo andati alla Grotta, la prima cosa che abbiamo fatto è dire che rispetto a Scalvino è semplicissima la situazione, nel senso che è molto grande, ma è normale. Cioè, una discarica non coperta nella quale c'è stata una gestione. Qua non c'è quello. Qua c'è tutto ciò che viene prodotto dalla montagna nell'arco delle situazioni di piovosità normale. Quindi stiamo parlando di situazioni molto diverse. E queste si ripercuotono nelle attività che abbiamo dovuto fare. Il primo problema affrontato era quello della stabilità della discarica. C'è stato a un certo punto, forse sapranno che per la stabilità della discarica c'è un coefficiente che la norma prevede essere pari a 1,3, quello della reale stabilità, cioè quello per cui sei sicura che ha un coefficiente di sicurezza del 30% rispetto a quello che ti dice la discarica non si sta muovendo. In una fase nel 2014, a seguito di eventi importanti, la discarica era così piena di percolato e di acqua che questo coefficiente era stato rispettato, quindi, ed è il momento in cui sono stato poi coinvolto, c'era il dubbio che potesse in qualche modo tornare a valle. Non pensate però a un evento tipo TICA, no, perché stiamo parlando di una TICA, è un po' che sostanzialmente potevano al massimo fare qualche decina di metri, però come le superfici comunque di danno ambientale abbastanza evidente. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è cercare di portarla con pozzi, delle orizzontali, attività di riempimento varia. Parallelamente abbiamo fatto un bando di gara per realizzare un impianto unico sulle discariche non ce n'è di questo tipo, che abbia la capacità di trattare fino a 220 litri per colato. L'impianto che poi è stato realizzato, non so se sta effettivamente, ma poi vi verrà descritto nei dettagli tecnici dalle colleghe, ma che è stato il primo elemento che ci ha permesso di arrivare in una situazione di gestione normale di una discarica, perché abbiamo la possibilità adesso di trattare ciò che viene prodotto e quindi di non avere un danno ambientale strutturale rispetto al territorio che c'è stato. Quindi la particolare di questo impianto è che l'impianto membrana di osmosi a ultrafiltrazione, che più è inquinamenta è dal punto di vista energetico una cosa veramente difficile da sopportare per le finanze pubbliche, no? per Amio e per tutti, no? E quindi da lì è iniziata tutta una serie di attività che in qualche modo hanno fatto sì che nel nostro polo si possa parlare con un polo di economia circolare, perché abbiamo iniziato a ragionare su come migliorare la valorizzazione del biogas prodotto dalla discarica. Fino a 2 anni fa veniva prodotto il biogas che veniva convertito per energia elettrica. Sono finiti poi gli incentivi economici per questa conversione e allora abbiamo, insieme alla società che ha fatto l'impianto, ausiliare, abbiamo convertito l'impianto per produrre biogas da emettere biometano, che è talmente annullare il biometano che fortunatamente passa a 50 minuti dal prezzo. Quindi siamo riusciti a avere un flusso tanto di culturale ovvia, perché il biogas è portato da degradazione dei rifiuti e quindi dare il rifiuto che si degrada produciamo qualcosa che viene visto nei nostri fornati quando veniamo da manovra. E questo ovviamente fa sì che ci sia un flusso economico positivo. Poi abbiamo partecipato a tutto quello a cui potevamo partecipare per avere finanziamenti, uno dei quali importante è stato quel campo fotovoltaico da 1,5 MW che metteremo su una parte del schema di discarica nella zona a sinistra, sotto quel piazzale che vedete in alto, che è parte della realizzazione di anche quello, come sapete, i piani ideologici rientrano più in titolo dell'economia circolare perché servono, non chiudono il ciclo, però servono a recuperare ciò che è ancora recuperabile nell'ambito del rifiuto non differenziato che arriva altrimenti in discarica in condizioni ancora di materie recuperabili. Quindi è un primo recupero che recupera circa il 50% di ciò che è abbastanza importante e infatti di realizzazione anche tutto
E poi l'ultimo, la ciliegina sulla torta è stato che siamo riusciti a ottenere un finanziamento importante per acquisire l'impianto di depurazione, che era proprietà della società che l'ha fatto, noi avevamo un cambio per la depurazione, e adesso sta per diventare fra il 21 di questo pochi giorni, diventerà nostro. E questo ci permetterà di fare una serie di modifiche che poi verranno raccontate così per poco. Passo la parola. Io proseguo il discorso degli interventi neri parlando sostanzialmente in primo luogo degli interventi che sono stati fatti nel corso di questi anni a partire dal 2016 per quanto riguarda il capping di discarica. Questi progetti appunto di capping che vedete illustrati sulla sinistra sostanzialmente sono costituiti dal realizzare una copertura superficiale definitiva della discarica che era già stata coltivata, quindi discarica Scarpino 1 e Scarpino 2 ormai chiuse, e sostanzialmente appunto questi interventi, qui vedete ad esempio tutta la telatura nelle foto e nelle immagini, sono volti a, diciamo, a diversi obiettivi. In primo luogo a cercare di minimizzare la produzione di percolato che a causa dell'infiltrazione delle acque meteoriche, quindi delle piogge che cadono ovviamente naturalmente sulla superficie, aumenta la produzione che una discarica già ha insita nella degradazione del rifiuto. Quindi sostanzialmente in primo luogo si vuole impermeabilizzare la discarica e quindi andando a realizzare interventi di ricoprimento tramite materiali inerti, drenaggio biogas, drenaggio acque meteoriche, cercare di convogliare queste acque meteoriche per poi smaltirle non come percolato ma come acque meteoriche, e quindi questi sono gli interventi che sono stati fatti e sono tuttora in corso di realizzazione sia nella parte bassa di Scarpino 2 e nella parte più alta di Scarpino 1. Per quanto riguarda invece la nuova discarica, questa è appunto l'immagine abbastanza attuale della discarica autorizzata nel 2018 di Scarpino 3, che ha una superficie molto ampia, che sono circa 100.000 metri quadrati, per un volume di rifiuti autorizzati pari a circa 1.300.000 metri. Questi rifiuti attualmente vengono pretrattati non presso il sito di Monte Scarpino, perché non siamo ancora dotati di un impianto di pretrattamento, ma questo impianto di pretrattamento, che era quello che l'ingegnere Sinelli diceva poco fa, è proprio in realizzazione. Quindi in questa fase si sta cercando di eliminare il primo passaggio della catena di smaltimento dei rifiuti, cercando di portare direttamente i rifiuti solidi urbani, quindi RSU, direttamente a Scarpino per fare il ciclo presso un polo. Esternamente e poi vengono conseguiti verso la discarica. Attualmente la discarica di Scarpino 3 è stata appunto utilizzata nel 2018 con tutti gli elaborati progettuali che riprendevano in conformità alla loro decreto 36 del 2003 un variamento del fondo invaso. Infatti Scarpino 3 nasce proprio con una nuova discarica divisa dalla sottostante di Scarpino 2. Il fondo invaso è impermeabilizzato con diversi materiali, quindi uno strato di argilla per farvi capire dello spessore di 1 metro e poi successivi peli di impermeabilizzazione che anche in quel caso separano le due discariche. All'interno della discarica attualmente di ultimazione di Scarpino 3 è anche previsto un sistema di raccolta del percolato che viene raccolto separatamente rispetto al percolato prodotto invece dalla discarica di Scarpino 1 e di Scarpino 2 che è trattato dall'impianto Simam. Attualmente il percolato di Scarpino 3 è smaltito fuori sito, ma c'è la previsione di trattare anche quella quota di percolato all'interno del sito. Quindi anche in questo caso si cerca di far rimanere tutto il percolato all'interno della discarica, trattarlo per evitare costi anche di inquinamento banalmente di trasporto. Anche per quanto riguarda la discarica di Scarpino 3, il biogas prodotto dalla discarica è anche questo
convogliato presso l'impianto che dicevano i cinesi, che è localizzato appunto anche questo a Scarpino, per il trattamento del biogas ricoperto di biogas di metano. Quindi sostanzialmente si sta cercando di riutilizzare, di contattare o utilizzare i prodotti della scala. Questi sono un breve riassunto di quanto viene utilizzato di materiali in ottica sempre di riutilizzo e non utilizzo di materiali vergini, quindi in ottica di circolarità, per la realizzazione di piste interne, di cantiere, piuttosto che addirittura per la realizzazione del fondo di vaso e del cracking di cui parlavo prima. Appunto, ANDI cerca sempre di più di utilizzare i connessi di materiali primi e secondi, quindi RPS, sottoprodotto per la realizzazione di impermeabilizzazione. Ad esempio, tra il 2021 e il 2022 la quantità di materiale utilizzato proveniente dal recupero e dall'utilizzo è stata pari a circa 20 tonnellate, quindi una bella quantità di materiale non vergine utilizzato. Questi sono un po', sempre riagganciando nel discorso di prima, i monitoraggi che sono tuttora in essere, sia per quanto riguarda Scarpino 1 e 2, sia per quanto riguarda la nuova discarica. Quindi, prima l'ingegner Senesi ha accennato alla stabilità di Scarpino, che anche è uno dei punti fondamentali dei monitoraggi per Scarpino, appunto tramite i trinometri, quindi per verificare l'assestamento del corpo di discarica, piezometri, e quindi per misurare costantemente il livello del percolato sotto discarica per evitare eventuali cedimenti che possono nascere. Ovviamente i monitoraggi non riguardano solo la stabilità, ma anche le componenti, diciamo, climatici più ambientali, quali la qualità dell'aria, per cui è previsto un campionamento sia a monte che a valle della discarica tramite centraline di monitoraggio, le emissioni diffuse, quindi nel suolo, nel sottosuolo attraverso gas fari e 4 punti mobili, quindi gas fari sia in fase di non coltivazione, quindi discariche di Scarpino 1 e 2, e 4 punti mobili che invece vengono messi per monitorare la discarica in fase di coltivazione. I parametri meteoclimatici e ancora il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee e superficiali. Questo ovviamente è molto importante per verificare e andare a intervenire eventualmente in caso di inquinamento dovuto al percolato che inquina la falda. Monitoraggio della qualità del percolato che viene immesso in pubblica fognatura. Caratterizzazione, queste le ultime due che vedete, il punto 7 e il punto 8, sono i monitoraggi che sono stati inseriti proprio per la nuova discarica di Scarpino 3, quindi un monitoraggio relativo alla caratterizzazione tecnica del rifiuto connesso alla stabilità della discarica stessa, quindi i rifiuti conferiti vengono campionati per poi essere sottoposti a prove di taglio, prove triassiale e granulometrica per verificare la loro capacità geotecnica che poi va ovviamente a modificare quella della discarica stessa. Invece a sinistra c'è un altro tipo di monitoraggio che viene realizzato, è stato inserito nel PMC della discarica di Scarpino 3, e sostanzialmente si tratta di un monitoraggio dello cedimento del fondo invaso con installazione di vedete, entro cui viene fatta passare una sonda e poi confrontate le letture a livello semestrale con la lettura allo stato zero. Questo è invece l'impianto di trattamento percolato denominato SIMAM 2 proprio dall'azienda che lo gestisce finora, e sostanzialmente, appunto, come diceva l'ingegner Senesi, è un impianto di depurazione a membrane ad osmosi inversa, fino che è stato in grado di trattare fino a 220 metri cubi ora di percolato. Questo impianto attualmente tratta il percolato prodotto dalla discarica di Scarpino 1 e Scarpino 2, ha ovviamente diverse fasi di trattamento e sostanzialmente in questi recenti è stato autorizzato nel 2018. Quindi l'impianto ha iniziato le sue fasi di trattamento e appena ha iniziato il trattamento abbiamo avuto un problema nella produzione di concentrato
perché specialmente nelle fasi emergenziali il concentrato, che è il risultato finale, oltre a terminato e fanghi, all'epoca era presente il concentrato, quello che si in fase emergenziale e non, e soprattutto quando pioveva molto il concentrato era difficilmente gestibile perché gli impianti che accettavano il concentrato erano sempre meno, la richiesta era sempre maggiore e quindi il concentrato era diventato un grave problema. Proprio per questo nel corso tra il 2018 e il 2021, che è l'anno della nuova autorizzazione che vedete in cima, sull'impianto sono state condotte notevoli fasi sperimentali che hanno portato sostanzialmente al risultato che vedete sintetizzato in figura. Sostanzialmente l'impianto ad oggi in condizioni ordinarie non produce più concentrato, bensì il concentrato viene trattato con strippaggio dell'ammoniaca tramite il strippaggio di recente installazione con produzione di solfato d'ammonio, che è ormai parlerà la mia collega su quello, ma sappiamo che è valorizzabile, ben valorizzabile sul mercato, quindi non è più concentrato visto come solo rifiuto, ma ne abbiamo ricavato un prodotto in grado anche di essere valorizzato. E passo la parola. Come diceva appunto Giulia Panoni, stiamo veramente arrivando a un livello in cui si può parlare a pieno titolo di economia circolare e di valorizzazione delle risorse, perché con quello che chiamiamo il secondo revamping, del primo che ho parlato appunto prima di Giulia Panoni, che cosa riusciremo a fare? Innanzitutto acquisire l'impianto. Acquisire l'impianto non è secondario perché nella gestione ci sono anche tutta una serie di adempimenti burocratici che sono molto più leggeri se chi gestisce l'impianto ne gestisce anche tutto il flusso di scarti, diciamo, e di ingresso e uscita. E quindi questo semplificherà di molto le nostre attività. E una riqualificazione che ci consentirà di risparmiare le risorse. A proposito proprio del solfato d'ammonio, che è uno degli elementi di punta, attualmente il solfato d'ammonio esce dall'impianto con un codice CE, quindi è ancora un rifiuto, e viene smaltito presso impianti specializzati, all'interno dei quali subisce dei trattamenti di end of waste attraverso i quali poi può essere effettivamente commercializzato, perché il solfato d'ammonio comunque è un prodotto che può essere a diversi utilizzi, tra cui soprattutto in agricoltura come fertilizzante, ma ne trovate anche svariati utilizzi. Noi quello che stiamo facendo è, ci siamo resi conto che nell'ambito della normativa, che adesso è molto più diciamo attenta all'ambiente, ne ha parlato prima appunto l'ingegner Senesi, che cosa abbiamo avviato? Abbiamo avviato un processo di identificazione di questo solfato d'ammonio come sottoprodotto, cioè spiegando agli enti competenti quali sono i processi che il percolato subisce entrando all'interno dell'impianto cosiddetto Simon 2 e fornendo le analisi a supporto delle caratteristiche che ha questo solfato d'ammonio, certificheremo che il solfato d'ammonio è un sottoprodotto. Quindi non uscirà più con un codice CER, ma uscirà proprio come materiale, nel senso come sostanza. Abbiamo già verificato, siccome ovviamente lo faremo certificare nel registro degli elementi chimici, abbiamo anche già verificato qual è la possibile domanda all'esterno, perché oltre ad essere un elemento necessario alla certificazione, è anche fondamentale per capire quale può essere effettivamente la valorizzazione di questo prodotto. Ora, non c'è da diventare non è materiale, non è che la pietra filosofale ai noi l'impianto Simon, però comunque passiamo da trattare anche banalmente per il trasporto un rifiuto che ha tutta una serie di adempimenti che sicuramente conosciamo tutti e invece è un prodotto. Ci saranno appunto altri sistemi che verranno installati per depurare le acque
e quindi evitare di dover poi smaltire in fognatura dell'acqua che può essere ripulita, utilizzata banalmente per bagnare le viste. Sono tutte attività di gestione della discarica che richiedono grandi quantità di acqua che adesso purtroppo dobbiamo attingere, diciamo, dall'acquedotto, e che invece potrà diventare autoprodotta, e questo è un notevole vantaggio. Mi soffermo ancora un secondo su questa slide, semplicemente perché non ho citato il fatto che comunque, ed è fondamentale, questa attività viene nell'ambito di un finanziamento europeo, di un progetto. E questo, la professoressa D'Amere all'inizio della sua presentazione aveva chiaramente indicato, è un elemento fondamentale, ossia il governo e i governi devono mettersi d'accordo e mettere a disposizione diciamo, delle economicamente proprio delle possibilità di investimento per le aziende, perché tutto questo è benissimo, ma tutto questo ha dei costi molto importanti. Quindi diciamo, aver avuto la possibilità di accedere a questo finanziamento ha dato la possibilità appunto di cominciare a progettare l'economia circolare. Ora faremo molto felice il signor Pace, ma sappia che siamo molto felici anche noi. Abbiamo sempre, grazie a questo finanziamento, la possibilità, esatto, di installare un campo fotovoltaico di cui parlava prima. Aveva anticipato l'ingegnere Senesi. Non è banale perché tutti gli impianti che ci sono attualmente diciamo in funzione e quelli che entreranno in funzione più avanti sono estremamente energivori, quindi mettersi in condizione di poter innanzitutto sfruttare una parte del suolo della discarica non più coltivabile proprio con dei sistemi per catturare l'energia. E soprattutto, diciamo che in questo caso è stato calcolato preventivamente, poterli sistemare molto vicino agli impianti ai quali effettivamente questa energia serve è, diciamo, un terno all'otto, per banalizzare un po' il discorso, però è assolutamente fondamentale. Anche in questo caso non è secondario il finanziamento europeo. Sempre nell'ottica del risparmiare risorse, ridurre il più possibile l'impatto di un polo impiantistico, perché oramai di questo si parla, grande come quello di Scarpino, stiamo appunto per validare il progetto anche relativo alla ristrutturazione banalmente degli uffici degli spogliatori. Si tratta di una piccola cosa rispetto a quello che può essere un DNB, ma si tratta comunque di strutture che vengono utilizzate tutto l'anno, tutti i giorni, su vari turni, e non è banale, non è secondario poter disporre di strutture che non consumino e non diventino un peso per la discarica. Sempre nell'ambito dei finanziamenti, quindi collego di nuovo alla professoressa D'Ameri, anche il PNRR non è stato, diciamo, un elemento che abbiamo trascurato. Abbiamo presentato questo progetto per la realizzazione di un plio di gestore, e questo ci consentirebbe veramente di chiudere tutto il ciclo all'interno del polo impiantistico. Sul PNRR diciamo che siamo stati molto positivamente colpiti dal fatto che abbiamo dovuto decisamente correre per presentare il progetto, perché i tempi erano molto ristretti. Attualmente è stata fatta una graduatoria, diciamo, della valutazione di tutti i progetti che sono stati proposti. Ce ne sono alcuni, il nostro è stato valutato, diciamo, siamo a metà classifica, quindi siamo abbastanza contenti. Quindi sì, siamo un po' più alti della metà della classifica. Ci sono in fondo alla classifica dei progetti che sono diciamo, in discussione perché sono stati sospesi o respinti, ma c'è il tempo del ricorso giustamente, quindi per avere una classifica definitiva bisognerà aspettare ancora un po', però appunto diciamo che sfruttare tutti questi strumenti economici è importantissimo, e trovo che sia particolarmente, lo dico da sola, però bello che la nostra azienda si sia comunque impegnata a questo punto, considerando da dove siamo partiti, da come avete visto la storia della discarica comune. Qui lascio di nuovo la parola a... Qui mi sembra che avevo già detto prima che io le slide non avevo visto, io sono andato un po' braccio, sapevo che ce lo dimenticavamo, ma questo ve l'ho già spiegato. Quello è il polo da cui in qualche modo si fa la valorizzazione del biogas prodotto. È un impianto di metodologia PSA, quindi con le impressioni riesce a tirare fuori
il metano dal biogas. La produzione è stata esattamente quella che avevamo ipotizzato in fase progettuale, è attivo da 2 anni. Recentemente Andia ha venduto la sua quota direttamente al SNAM, quindi il nostro interlocutore adesso diventa il SNAM. AMIU sulla produzione di questa è una roba che ha un elemento di tipo economico. Qui c'è la descrizione tecnica di come funziona l'impianto, però è roba da leggere maniaci che bisogna fare avanti. Qui invece abbiamo delle prima è quello che dicevo prima, è in fase di realizzazione, fatto con un progetto di ambiente, sostanzialmente permetterà di recuperare buona parte del ancora presente nel nostro differenziato. Qui, in questo modo, ci va il materiale differenziato, cioè il cassetto verde, tutto ciò che non abbiamo differenziato con gli altri, abbiamo per la raccolta differenziata, come sappiamo, contiene ancora del materiale che può essere recuperato. A tema di come una città è riuscita a fare la raccolta differenziata è tanto o è poco, anche che va tanto, e quindi per vari motivi. Un po' perché siamo stati più totali, un po' perché oggettivamente fare una raccolta differenziata in una metropoli sopra 500.000 abitanti è completamente diverso che fare in un paese di 5 abitanti. Sono 2 lavori diversi. I numeri non possono essere mai paragonati, lo dice la statistica di tutto il mondo, sostanzialmente. In più, la conformazione urbanistica di Gelmas non aiuta perché ci sono stati veramente delle posizioni che si dovrebbero fare. Detto questo, stiamo andando verso gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, comunque al 50% ci dobbiamo fare abbastanza velocemente, siamo già sopra il 40%, è previsto che nell'arco di 2 o 3 anni si sia il 50%. L'obiettivo è il 65%, però come sapete, una cosa è la normativa italiana che parla di percentuale di raccolta differenziata. Una cosa è la normativa europea che dice percentuale di recupero. Sono 2 cose molto diverse. La normativa europea è molto più differente perché nella raccolta differenziata c'è anche la frazione estranea presente nella stessa. Faccio un esempio, nella raccolta della plastica, la teniamo anche nel nostro impianto di trattamento della multimateriale leggera, il nostro pezzo giallo, finisce un impianto dove c'è un po' di stile. E abbiamo visto che lì dentro c'è una frazione estranea che è tra il 30 e il 35%. Ora, fare differenziato qua, cioè viene contato tutto il 100% come differenziato, però quelli che sono stati il 35% della frazione di scarico di genere. È sbagliato concettualmente considerare questo, perché molti paesi, dico perché conosco tanti colleghi che lavorano in città che hanno raggiunto i livelli della raccolta differenziata, poi hanno una percentuale di impurità della raccolta differenziata tale per cui i numeri non tornano tanto. Quindi è molto più corretto andare a identificare la quantità di materiale realmente trasformata poi in recupero. Come sapete, poi nel recupero, soprattutto nel campo delle plastiche, non c'è soltanto l'utilizzo delle plastiche, c'è anche l'organizzazione energetica. Questo lo sappiamo tutti perché se no ci prendiamo un capito. La nostra raccolta differenziata della plastica in parte diventa altre cose fatte con la plastica, in parte ritaglia, in gran parte diventa energia. Basta che lo sappiamo perché non ci prendiamo in giro e non ce la raccontiamo. Questo impianto va a recuperare la materia ancora presente nel nostro differenziato. Descrizione dello stesso, percentuale di recupero per tipologia di materia. Ci sarà una parte che va comunque in scarica, che è circa il 25%, come smaltimento. Una parte che invece che si chiama 19,5%, è il sottovaglio del primo trattamento. Il materiale del TMB c'è un vaglio che fa dividere un sottovaglio e un sopravaglio. Il sottovaglio è la materia fina, che di solito è il credito organico, perché c'è ancora l'organico che è stato eliminato con la metodologia della raccolta dell'organico. Questo organico qua viene visto in questa dimensione, quindi c'è areate che volentieri può far limitare questa materia non utilizzare per agricoltura perché non deriva dalla raccolta diretta della forza, ma deriva da un sottoprodotto di separazione. Questa materia però è utilizzabile per la copertura di scarica. In base di Erling, come avete visto che stiamo facendo la copertura della specchia di scarica, la norma prevede una palla che nel terreno vegetale in cima di scarica, e poi ci sono gli alberi, le piante,
può essere positivo questo materiale. Questo ovviamente è economia circolare, perché se no dovrei comprare terra a vergine, quindi c'è il tema questo previsto. Allora, due considerazioni importanti. Gran parte delle cose che avete visto ce le siamo fatte da soli, è la parte interessante. Allora, non soltanto la parte, diciamo, tecnica, che è una novità comunque per un'azienda pubblica, no? Normalmente l'azienda pubblica è estremamente lavori, protezione, collaudi, sicurezza sui cantieri, normalmente diciamo anche protezione. Noi progressivamente abbiamo creato un gruppo che queste cose le ha implementate. Quindi non ci facciamo praticamente tutta la parte tecnica con i nostri politici della in più anche le lavorazioni, perché avevamo tante persone che lavoravano con la chimica, il flusso di verità era molto alto. Quindi non tutti servono per andare a gestire la nuova discarica servizio. Una parte di tutti i convertiti siamo diventati un servizio. Cioè, le parti che avete visto di composta di centinaia e centinaia, tonnellate di materiale, le abbiamo fatte in gran parte, diciamo con l'80%, con il nostro personale. Anche questo è un aspetto molto positivo. Abbiamo usato a volte anche bonifiche per alcune attività specifiche come la saldatura dei temi, perché allora la certificazione della bonifica è 100% alto, quindi diciamo anche quello. Ed è una cosa sulla quale noi abbiamo lavorato crescendo come gruppo tecnico, crescendo come azienda pubblica, ed è diventato un elemento per cui quando è venuto a trovarci il commissario nazionale delle politiche ha detto cavolo, a voi vi posso affidare direttamente di fare queste cose in giro per l'Italia, perché se una azienda pubblica siete lì, ci abbiamo fatto puntata e non posso affidare direttamente perché il pubblico sul pubblico posso fare. E quindi abbiamo aperto una nuova strada sull'interno. Grazie. Prima di parlare, tanto volevo ringraziare tutti i tre relatori, sicuramente il Sotto Scarpino dall'immaginario genovese un per essenzialmente invece si vede che c'è una domanda. Sì, complimenti anche per l'entusiasmo. Se non ho capito male, il PMV attualmente non viene effettuato no. Il lavoro di trattamento viene fatto su impianti e poi questo l'avevo iniziato. Il marron, che è il rifiuto organico, lo trattate voi? Allora, l'organico il progetto del settore lo facciamo e lo perdiamo. Attualmente stiamo andando all'impianto di Carlo Montenotte, Ferrari, che è il proprietario di Remanetta, su cui ho lavorato per un po' di tempo come consigliere, quindi lo conosco bene. Perché il giro di gestore che funziona già, ma poi lo volete ampliare? No, non c'è un giro di gestore a Serpino. Il gas è quello naturalmente prodotto dalla discarica, dal organico che impropriamente all'epoca si metteva in discarica. Perché lei il 40%, ma io ho dati leggermente inferiori sulla cosa. Il 42% allora, numeri proprio. Conoscevo una regione che era il 35% a gennaio, quindi come e allora, una volta che decidete voi, il dio di gestore, e invece sempre dalla organica, fare del compostaggio non lo... Il compostaggio normale non è adatto per questi problemi. Il compostaggio non si fa nei paesi dove ci sono poche persone ed è assolutamente risultato a fare dei aerobici che producono compostaggio. Noi qui abbiamo e poi il terzo, una cosa, e finisce nel dove? C'è la pianificazione non è comune né altro. Dovete proprio scolpire la testa perché sennò non hai una per qualche anno. Sotto pericolo? No,
stop. Allora, fare un inceneritori da 500 miliardi di dollari, la produzione di Puglia è il 50%. C'è un problema di questo, è quella normativa che dice il 65% di raccolta, oppure secondo. Non so, ok? Vuol dire che se facevi con l'inceneritore, tu facevi qualcosa di precedente. Quindi, quando io poi ho potuto decidere successivamente casualmente, lo dico perché in quella fase decidevo, allora ho ipotizzato un piano di classificazione da 150.000 tonnellate. 150.000, se fate il conto, è complementare al fatto di l'acquisto che poi a un certo punto è passato il concetto con un nuovo piano di rifiuti che in Italia il trattamento carico non si faceva. Nel piano di rifiuti fino a 2 mesi fa non era previsto nessun piano di trattamento, era previsto una cosa intelligente che però nessuno sta ancora iniziando a fare ed è giusta. L'obiettivo finale, secondo me, del ciclo dei rifiuti è la trasformazione waste chemical della materia che rimane. Quindi trasformazione del rifiuto con piani in etanolo, eccetera, senza bruciare tutta. Cosa possibile, ma purtroppo estremamente particolare. E quindi tutte le grandi competitrici che stanno lavorando, con cui mi confronto perché siamo amici, perché mi piace molto quella parte di stanno di fronte a un problema che si fa questa roba che possa essere perché il costo di energia risulta talmente forte che è conveniente fare un inceneritore perché quindi c'è questa dicotomia tra l'ambiente che dice recuperiamo il più possibile da questa economia circolare trasformando l'acqua e il rifiuto in altre sostanze che vengono messe sul mercato perché etanolo hanno un bel mercato, oppure quello che dice per fare questo però io ho bisogno di avere un equilibrio economico e quindi o aspettiamo che vada giù l'energia oppure si fa un impianto pratico che produce energia. Però lo decide la regione perché la pianificazione è totalmente materializzata. Il comune e AMI eseguono la pianificazione. Buonasera, io mi scuso per la banalità della mia domanda, ma da consumatrice utente viscera mi ha preoccupato e incuriosito il tema del fosforetto giallo, che dentro c'è una percentuale di errore enorme. E quindi per non sbagliare quindi visto che il collega che poi raccoglie gli imballaggi in plastica ci considera qualsiasi cosa di plastica che sia imballaggi in plastica, quando noi facciamo un passo per mandare al collega qua di tutto ciò che abbiamo fatto tutte assieme non c'è rimasta, se non facciamo in modo di tenere fuori questa parte qua. Quindi il problema è un lavoro di comunicazione, l'azienda doveva portare bene. Vi devo dire che in questo momento la priorità è raggiungere il numero di raccolte differenziate. Poi parleremo della qualità della stessa. Questo è un accordo che abbiamo fatto tra colleghi. Io sono quello che vuole fare la qualità, però devo partire anche dal presupposto che altri devono fare la quantità in questo momento. Però il problema è esattamente quello che vi dico, non c'è la percezione totale di che cosa ci possa dire. Mentre all'alluminio va insegnata, sono recuperati il 100% e il 100%. La plastica è recuperata ed è valida soltanto se rappresenta un imballaggio. Per come funziona adesso il mercato di questa roba, poi o creiamo una filiera per recuperare l'altro pezzo di plastica, però siamo troppo piccoli per farlo. Deve essere una cosa più grande, perché ne produciamo poca per creare un'industria che lavora in industria. Ci vuole qualcosa di più. L'alternativa è questa plastica qua, la mettiamo con il waste chemical e proprio anche riguardo questo ultima cosa che ha detto sulla plastica, quindi se noi andiamo di precedente anche solo la produzione di plastica piuttosto che altre cose, le prezzi non saranno quando noi portiamo al progetto
efficienza per ottenere, diciamo, un dietro rispettivo, se loro trovano una funzione superiore a quella una funzione strana, voi, come dire, il taglio economico che si ottiene, quindi poi alla fine, diciamo, nel bilancio delle enti locali, immagino comunque sul bilancio più su diversi livelli, che si ottiene mettendo noi questa per allora semestrale, portando voi questo, è maggiore di quello che si prevede, è uguale a quello che si prevede non mettendo la semestrale, mettendo dire, se uno mette la semestrale, ci sono dei costi per dire, liberare, numerare ulteriori. Il lavoro di separazione lo facciamo nell'impianto che abbiamo salvato. La definizione di quant'è la percentuale di pressione strana è fatta ricorrendo random, prendono delle balle, le esaminano con una metodologica e vedono quant'è la percentuale su questa. Su quella lì poi fanno il ragionamento che tutto il nostro corso sia come quella. Ok, quindi se lì vedono che siamo fuori dal parametro, non ci pagano non ci pagano niente di quella balla, no, te la racconto meglio, e in più ci fanno pagare il costo di mantenimento della balla. Quindi non vi fanno pagare nemmeno la frazione no. Quindi noi dobbiamo lavorare per fare in modo che le nostre balle abbiano sempre al massimo quel 10% di frazione strana che è tollerato dal codice. Ma non è colpa del cittadino. Non ve l'abbiamo detto consistentemente, ma no, lo sappiamo uguale. Però ve lo dico, non l'abbiamo comunicato consistentemente. Il cittadino può saperlo se è un esperto, ma se no io l'ho fatto già. È stato interessantissimo quello che avete raccontato e sono completamente d'accordo.